E quest'opera è un trittico e rappresenta la crocifissione, è rappresentata da questi 3 quadri neri in cui dentro ho voluto inserire 3 lavori che sono in ferro forgiato, quindi sono passati da lastra a maglio attraverso l'azione del fuoco per potergli poi provocare questa pelle così scura, queste squame, no? Questa prima opera in particolare, in maniera astratta, vuol rappresentare un po' la Bibbia, una pagina del Vangelo, un qualcosa in cui viene scritto quello che può essere la storia di Gesù. Questi segni qua, che poi si trovano in tutte le mie opere, rappresentano idealmente una sorta di grafia, una sorta di carattere in cui viene proprio scritto quello che è la storia di Cristo. Nel secondo lavoro, che è questo qui centrale, invece c'è proprio il Cristo, rappresentato da questa spaccatura che è lo sterno che noi abbiamo, no? Questi segni sono le costole, molto emblematiche, e qui c'è la ferita inflitta dalla lancia. Quindi il Cristo rappresentato nella sua parte centrale, anche nel momento della morte, quando gli hanno inflitto la lancia, e che lui poi era già morto. C'è questo sgrondo di sangue qui a significare proprio le ultime gocce di liquido. E questa invece è la rappresentazione della croce, sempre in forma astratta, però la croce non c'è. Ci sono 2 lastre unite, ma che in un segno, che è questo e questo, vanno a rappresentare il dramma dell'uomo, della croce. Per realizzare questo trittico io ho usato una tecnica che è quella della forgiatura. Ho tagliato delle lastre a varie misure, come potete vedere, e poi con l'azione del fuoco le ho riscaldate e sono andato a ribordare, a ingrossare queste parti, come se diventassero parti anatomiche del corpo, no? E allo stesso modo danno leggerezza. Questo potrebbe rappresentare un foglio all'aria, un foglio così, che rappresenta anche un po' il tempo, quindi stropicciato, un po' ritorto. E con l'azione del maglio, appunto, ho battuto, ho provocato queste venature, queste schiacciature qui, e poi sono passato invece all'azione del cannello per avere questo tipo di segno. Con altrettante scottature, azioni di riscaldo, invece, ho poi colorato, uso questo termine, ho dato del nero più chiaro, più scuro, e ho levigato, volendo poi far venire fuori il chiaroscuro del ferro. Un'opera di questo tipo in quanto tempo l'hai realizzata? Io non te la so dare una risposta precisa, nel senso che so quando inizio, ma non so mai quando termino. Ti posso dire che, ad esempio, ho realizzato un volto che ha per titolo Guerra, circa una ventina d'anni fa, e magari tu ridi, ma è rimasto in officina per 5 anni. Non ci ho lavorato per 5 anni, ma non saprei dirti in termini di giorni o ore o settimane quanto ci ho lavorato, perché poi ho bisogno di vedere, rivedere, è un lavoro anche minuzioso a volte, no? E quindi potrei dire che nell'arco di una settimana potrei farlo, ma potrebbe rimanere in officina anche 3 mesi, in laboratorio. E quando invece un'opera per te è finita? Quando è che metti la parola fine su un'opera? Quando mi sento appagato, quando mi riempie di soddisfazione, è lei che te lo dice che è finita. Quando non riesco più a interagire, non riesco più a toccarla, allora per me è finita. Questi 2 disegni sono realizzati nel mio studio, in officina, li faccio nascere nella mia officina e rappresentano le parti centrali o comunque più importanti
di alcune sculture. Sono degli studi, quindi? Sono degli studi, sì, poi messi in carta, colorati. Ci tengo a dire che qui non c'è il colore, ma sono realizzati con china, carboncino, ossido di ferro, e poi questa parte più chiara è ruggine provocata sulla carta, cioè faccio reagire la ruggine, uso delle scaglie di ferro e quindi con più passaggi interagisco poi con questa carta e vado ad ottenere tutte queste chiazze, queste macchioline più chiare, più scure, queste colature. L'obiettivo è quello di far sembrare il lavoro una lamiera, proprio perché si rapporti al ferro, il materiale che io prediligo, che lavoro al 90%. Come fai a far aderire queste piccole particelle di ferro alla carta? Ma le vengono messe sopra, vengono trattate con acidi e poi le pennello via, vengono tolte, quindi rimane la macchia sulla carta. È un processo che io ho scoperto negli anni, no? È un processo, penso, anche unico per il suo modo di essere rappresentato, proprio perché non c'è colore e quindi c'è tutta la naturalezza dell'ossido del ferro, della ruggine, e forse è anche per questo che è molto reale come tonalità, è molto vicina ai lavori che io eseguo in ferro. Dopo quanto tempo si forma la ruggine? Ma ci vuole circa una settimana perché ha bisogno di fissarsi, poi la carta deve anche berla, quindi devo bagnare anche la carta. È un procedimento un po' lungo, soprattutto di molti passaggi. Come è nato? È bella domanda, con la voglia non di dipingere, ma sempre di disegnare, di rendere il disegno quasi la scultura, cioè la fotografia della parte della scultura. E questi sono tagli che io realizzo a cannello e quindi vengono riportati nella carta. Sembra quasi una sindone di una scultura. C'è una texture, dico io, no? Quasi. Vado proprio prima ad un passaggio fatto di matita, successivamente viene fatta col carboncino. Ci sono dei tratteggi che si vedono quasi schermati, proprio di carboncini, di cere. C'è anche quasi l'immagine della scultura con un'altra riflessa dietro, che dà profondità, no? E poi il nero è il ferro, è proprio la tonalità sua, ma allo stesso tempo la ruggine è la sua pelle, perché se lo lasciamo fuori il ferro diventa di questa tonalità. Come mai questa predilezione per il ferro? È il ferro perché penso mi appartenga, io arrivo da generazioni, dal nonno, dal papà, che hanno lavorato il ferro come fabbri, e è anche la mia attività, ma quello che mi interessa di più è rivalutare questo materiale, perché noi parliamo di ferro e parliamo sempre di strutture metalliche, serramenti, recinzioni, no? E invece il ferro in questo caso diventa opera, diventa arte, diventa arredamento, diventa qualcosa che va oltre proprio il ferro usato per la carpenteria, no? E come mai hai sentito l'esigenza a un certo punto della tua attività lavorativa di incominciare questa ricerca artistica? Io penso di avercela sempre avuta. Sono rimasto un po' in sordina nei primi anni perché un po' mi vergognavo anche, non avendo fatto studi accademici o licei artistici. Capisci che ti devi confrontare con chi li ha fatti e quindi c'è un po' di timore, di vergogna, di prudenza a fare qualcosa perché diventa sempre una prova d'esame. Cioè, ogni volta io devo rapportarmi, devo far vedere quello che riesco a fare, ma devo ricercarlo e quindi c'è sempre un laborioso lavoro dietro per arrivare a un qualcosa, non avendo appunto studiato prima. Quindi quello che sono riuscito a fare ho dovuto conquistarlo nel tempo.